Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di italiano per la classe quarta. Il mio nome è Ivona Jerković e sono la vostra maestra per oggi. Il nostro tema è le stagioni e i vestiti. Dobar dan, draga djeco, i dobrodošli na sat talijanskog jezika za 4. razred osnovne škole. Moje ime je Ivona Jerković i danas ću biti vaša učiteljica. Današnja tema je godišnja doba i prikladna odjeća. Nakon današnjeg sata moći ćete imenovati prikladnu odjeću za određeno godišnje doba, pročitati i razumjeti vrlo kratki tekst na temu odjeće, poslušati vrlo kratki tekst i preoblikovati ga u crtež, poslušati i odabrati odjevni predmet na temelju opisa. Za današnji sat bit će vam potrebno il quaderno, la matita, le matite colorate, la gomma, il cellulare, il computer portatile o il computer desktop con internet. Ovdje vidite ikone koje će nas pratiti tijekom cijele lekcije i koje vas upućuju što u određenom trenutku trebate napraviti. Vodite računa da ovu snimku možete pauzirati kad god želite. La bambina è triste. Ha un grande problema. Djevojčica je tužna. Ima veliki problem. Ascoltate, poslušajte i vidite o čemu se radi. Uffa, che disordine! I vestiti non sono nell'armadio, ma dappertutto. Ma cosa faccio? È primavera, bella stagione per mettere tutto in ordine. E comincio. Djevojčica je odlučila pospremiti svoj ormar. Pogledajmo kako je to napravila i je li na kraju uspjela. Ascoltate. In primavera il tempo è bello e mi metto la maglietta, i jeans, la gonna, la giacca, le scarpe da ginnastica e quando piove prendo l'ombrello. Ascoltate e ripetete. La maglietta, i jeans, la gonna, la giacca, le scarpe da ginnastica, l'ombrello. Adesso mettete la lezione in pausa e copiate queste parole. Ascoltate. Oggi a scuola mi metto la gonna azzurra, la maglietta rosa e le scarpe azzurre. Cosa ti metti, Gianni? Io mi metto i jeans blu, la maglietta rossa e gialla, le scarpe da ginnastica blu e la giacca blu. Sì, anch'io mi metto la giacca jeans e porto l'ombrello perché piove. Io non ho l'ombrello. Posso andare con te? Sì, certo. Adesso mettete la lezione in pausa e leggete da soli. Vero o falso? Mettete la lezione in pausa e davanti alle affermazioni vere mettete il segno di spunta. Pauzirajte snimku i ispred točnih tvrdnji stavite kvačicu. Kad budete spremni, pokrenite lekciju ponovno i provjerite. E qui sono le soluzioni. Controllate, provjerite. Anna si mette la gonna per andare a scuola.
La maglietta di Anna è rosa. È vero. Gianni si mette le scarpe da ginnastica e la giacca. È vero. I jeans di Gianni sono blu. Piove. È vero. Gianni non porta l'ombrello. Gianni va a scuola con Anna. Vero. Ascoltate. In estate fa molto caldo e non c'è scuola. Vado in spiaggia e mi metto i pantaloncini, il cappello, il costume da bagno, il vestito, l'infradito, gli occhiali. Ascoltate e ripetete. I pantaloncini, il cappello, il costume da bagno, il vestito, l'infradito, gli occhiali. Adesso mettete la lezione in pausa e copiate queste parole. Ascoltate e guardate le foto. Questa è la mia foto in spiaggia. Indosso i pantaloncini blu e l'infradito blu. Ho anche la maglietta arancione. Gioco con il frisbee. Quando vado in città mangio il gelato e indosso il vestito rosso, le scarpe rosse e il cappello giallo con un nastro rosso. Ho anche gli occhiali rossi. Collegate i vestiti e i bambini. Pridružite odjevne predmete djevojčici ili dječaku po onome što ste čuli i vidjeli u prethodnom zadatku slušanja. Jedan odjevni predmet je viška. Mettete la lezione in pausa e fate l'esercizio. Controllate. Il vestito, le scarpe, il cappello, gli occhiali, i pantaloncini, l'infradito, la maglietta, il costume da bagno, pieviška. Ascoltate e disegnate secondo il dettato. Disegnate la spiaggia. Sulla spiaggia c'è un bambino. Il bambino ha il cappello bianco con il nastro blu. Lui indossa la maglietta verde a righe gialle, i pantaloncini rossi e l'infradito blu. Lui mangia un gelato rosa. Adesso mettete la lezione in pausa e disegnate. Kada budete spremni, ponovno pokrenite lekciju i provjerite zadatak. Controllate, provjerite. Ascoltate. In autunno la temperatura è bassa. Vado a scuola e mi metto i pantaloni, la camicia,
la felpa, l'impermeabile, gli stivali. Ascoltate e ripetete. I pantaloni, la camicia, la felpa, l'impermeabile, gli stivali. Mettete la lezione in pausa e copiate queste parole. Mettete la lezione in pausa e scrivete le lettere che mankano. Zaustavite lekciju i napišite slova koja nedostaju. Kada budete spremni, ponovno pokrenite lekciju i provjerite zadatak. Controllate. I pantaloni, la camicia, gli stivali, l'impermeabile, la felpa. Ascoltate. In inverno fa molto freddo. Spesso piove e nevica. Io mi metto la sciarpa, i guanti, il berretto, il maglione, il cappotto, il piumino. Ascoltate e ripetete. La sciarpa, i guanti, il berretto, il maglione, il cappotto, il piumino. Mettete la lezione in pausa e copiate le parole. Che cosa si mette Anna? Ascoltate e scegliete. Poslušajte i odaberite. Che cosa ti metti per giocare nella neve, Anna? Il vestito bianco? No, fa troppo freddo per il vestito. Forse il cappotto rosso e l'ombrello? No, questo è più adatto alla pioggia che alla neve. Mi metto il piumino arancione, la sciarpa blu, i guanti, il berretto e gli stivali arancioni. Sotto mi metto il maglione e i pantaloni. Ma brava Anna, così possiamo fare il pupazzo di neve. Controllate. Anna si mette la sciarpa, il maglione, i guanti, il berretto, il piumino, i pantaloni e gli stivali. Adesso mettete la lezione in pausa e leggete il testo da soli. Mettete la lezione in pausa e collegate. Zaustavite lekciju i učitajte ovaj QR kod. Ili upišite sljedeće u svoje preglednike. bit.ly/. VESTITI 42. Na toj poveznici ćete pronaći zadatak gdje trebate spojiti zvučni zapis s odgovarajućom slikom. Kada budete spremni, ponovno pokrenite ovaj video i provjerite zadatak.
Ecco le soluzioni. Controllate. Facciamo un altro esercizio. Ponovno učitajte QR kod ili upišite sljedeću poveznicu. bit.ly VESTITI 4. Tu ćete pronaći zadatak grupiranja, odnosno morate slike odjevnih predmeta povezati s odgovarajućim godišnjim dobom. Mettete la lezione in pausa e fate l'esercizio. Kada budete spremni, ponovno pokrenite lekciju i provjerite. Ecco le soluzioni. Controllate. Adesso mettete la lezione in pausa e scrivete: che cosa ti metti in primavera, in estate, in autunno e in inverno. Napišite koju odjeću nosite u kojem godišnjem dobu. Neke riječi možete staviti u više godišnjih doba. Ukoliko se ne možete sjetiti svih riječi, vratite se ponovno na zadatke koje smo do sada odradili. Controllate. Queste sono le soluzioni possibili. In primavera io mi metto la maglietta, i jeans, la gonna, la giacca, le scarpe da ginnastica. In estate io mi metto i pantaloncini, il cappello, il costume da bagno, il vestito, le infradito, gli occhiali. In autunno mi metto i pantaloni, la camicia, la felpa, l'impermeabile, gli stivali. In inverno mi metto la sciarpa, i guanti, il berretto, il maglione, il cappotto, il piumino. E in tutte le stagioni porto l'ombrello quando piove. A u svim godišnjim dobima nosim kišobran kada pada kiša. Ascoltate. Finalmente sono felice. Il mio armadio e la mia camera sono in ordine. Alla fine scrivete l'autovalutazione. Copiate questa tabella sui vostri quaderni i scrivete 3 nove riječi koje sam usvojila na današnjoj lekciji. 2 riječi koje želim naučiti, a nisam ih još usvojila. 1 rečenicu kojom mogu opisati što nosim u jednom godišnjem dobu. Draga djeco, to bi bilo sve za današnju lekciju. Arrivederci, alla prossima!